Tra una cosa e l'altra non ho più richiamato la Vodafone. Brighello, chiamare subito Vodafone, rompere subito pene a Vodafone. Infatti ci avevo scritto anche nel Google Calendar, rompere il pene a Vodafone. Cioè proprio. Quindi Benvenuto nel servizio clienti Vodafone. mi tiro già fuori il Ricordiamo numero che perché la adesso chiamata al mi numero ciulano. 190 è gratuita solo Allora. se sei un cliente Vodafone. Sì. Altrimenti verrà tariffata secondo il piano del tuo Sì, operatore. poi arriva Se non l'inquisizione. sei il nostro cliente e Dai, vuoi passare a Vodafone, digita 1. per carità. Se sei già nostro cliente e vuoi informazioni per la telefonia mobile, digita 2. Per la telefonia fissa, digita 3. Beh, 2. Questa era facile. Digita il numero Vodafone per il quale desideri assistenza. Anche questa è facile. Tac, tac, tac. 001 0080. Il numero inserito non è Vodafone. Ma sei Puoi scemo? passare a Vodafone con... Cos'è che ha detto? Cioè, ero impegnato a dire ma sei scemo. Ha detto 1. Schiaccio 1. Ah no, 1 mi ha buttato giù. Rifacciamolo. Ma il numero l'avevo scritto giusto. Maledizione a loro. Vi odio, cazzo. C'è proprio un odio. Benvenuto nel È una servizio atavica clienti emozione nei vostri Vodafone. Ti confronti. ricordiamo che la digita 2. Per la telefonia fissa, digita 3. Poi buttate via, digita 4. Per scoprire le offerte speciali a te dedicate, ok. chiama il numero gratuito. Per il PUC, digita 1. No, Per sapere come avere informazioni sulla tua SIM, digita 2. forse. Per bloccare una SIM per furto o smarrimento, digita 3. No. Per ricevere l'assistenza di un nostro Sì, consulente, sì. digita 4. No, faccio Per qua, tornare al menu principale, Faccio. stiamo trasferendo la chiamata al primo consulente disponibile, che potrebbe rispondere dall'estero nel rispetto della normativa sulla privacy. Yuri, Per taci, garantire la qualità taci del Yuri, servizio, Yuri, questa chiamata buono, potrà essere buono registrata. Yuri, anche la vostra, Informativa completa sulla privacy. sempre per garantire al sito la qualità della mia giornata. www.vodafone.it. Ormai chiamo più loro che le morose, porca miseria. Benvenuti in Vodafone, sono Andrea, codice operatore 18806, rispondo dall'Albania, in cosa posso essere utile? Buonasera, sono Yuri. Ascolta, salve, ciao. Tu riesci a risalire alla mia pratica dal numero di telefono che ho digitato? Certo, il 347 00 180. Perfetto, sì. Allora, ti spiego un po' la parte finale della storia. Allora, io aspettavo uno storno da parte di Vodafone per un importo non dovuto, però il tuo ultimo collega non mi sembrava affatto affidabile, quindi io volevo verificare che la pratica per lo storno sia stata mandata avanti correttamente. Ok, intanto che lei mi ha spiegato, io ho fatto una verifica sul sistema, mi risulta una segnalazione che è stato fatto dai miei colleghi il giorno 5 di marzo. Sì? Mi risulta che li hanno contattato direttamente dal reparto amministrativo, quindi non ha parlato solo con noi di questo ufficio di 190, ma probabilmente i miei colleghi li hanno passato direttamente all'altro reparto amministrativo. Sì? E mi risulta che vedo questo che hanno scritto i miei colleghi e poi me li può confermare anche lei se è così. Che hanno aperto una segnalazione per effettuare un riaccredito di 66 euro per connessione internet con un punto di accesso sbagliato. Perfetto, Per questo? fino a qui è tutto giusto. Io però ti chiedo, quindi cosa succede? Adesso a giorni devo ricevere questi 66 euro? Allora, regolarmente, a me, a parte di questo, la pratica che hanno aperto i miei colleghi mi risulta ancora in lavorazione, quindi significa che probabilmente è ancora sotto, sotto la verifica dei miei colleghi. Regolarmente lei, visto che parliamo per una scheda dati abbonamento per quale lei riceve le fatture, questo rimborso di 66 euro regolarmente devi trovare sulla prossima fattura. Quindi se ha pagato già una fattura con un importo alto in più Sì, però alla sua aspetta, promozione,
aspetta, quella SIM è stata disattivata subito, hai capito? Ah, lei ha fatto anche la disattivazione? Sì, ma Comunque, subito proprio, prima ancora che scadesse il mese ho fatto la disattivazione. A parte della disattivazione della scheda, lei regolarmente deve ricevere anche l'ultima fattura per il tempo che lei ha utilizzato la scheda, giusto? L'ho già Regolarmente funziona così. Sì, una l'ho già ricevuta perché ho ricevuto la fattura di un mese, ma io ho fatto disdetta prima di un mese, hai capito? Quindi la SIM è stata disattivata prima, hai capito? Allora, prima di tutto le devo informare che mi risulta soltanto la disattivazione della promozione. La disattivazione della scheda non è stato fatto perché la scheda mi risulta in stato attivo. È molto male, molto male. Io ho chiesto che mi venisse disattivato tutto e mi hanno dato conferma, o anche le telefonate registrate, che sarebbe stato disattivato tutto entro il 15 febbraio. Lei ha fatto la disattivazione della promozione o Di del tutto, numero di della tutto, scheda? di tutto. Di Ho detto tutto. non voglio avere niente a che fare con Vodafone, hai capito? Se no devo chiamare in banca e blocco i read, ovviamente. Però veramente, guarda che te non c'entri, te sei anche bravo e gentile, ma guarda che in Vodafone è veramente una dannazione entrare in Vodafone, non ne esci più, è tutto un furto, è una roba incredibile. Io ho detto disattivatemi la scheda, non me l'hanno disattivata, mi dici tu, in più anche mi hanno chiesto 86 euro invece di 20 euro. Ma è roba da matti, capisci? Io per quanto riguarda questo problema, signore, prima di tutto volevo informare che poi le trovo anche la soluzione. Per quanto riguarda la disattivazione della promozione è stato fatto, per quanto riguarda la disattivazione della scheda regolarmente viene fatto tramite una raccomandata che lei deve inviare a casella postale 190 con il CAP 115 a Città di Ivrea, Torino. Non so se li hanno spiegato i miei colleghi, ma regolarmente funziona così. La disattivazione della promozione si può fare anche tramite noi, invece la disattivazione del numero della scheda viene fatto tramite la raccomandata, perché questa è una scheda dati abbonamento. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, io sto verificando sul sistema la pratica del rimborso e mi risulta ancora in lavorazione. Per la sua sicurezza e per riverificare tutto dal capo, io le metto di nuovo in contatto con i miei colleghi del reparto amministrativo con quale lei ha parlato all'inizio. No, che antipatico come la caca quello lì, no, non voglio neanche sentirlo quello lì, è antipatico, mamma mia. No, non parlerà con lo stesso operatore. Ah, ok, allora va bene, sì, sì. Ma gli hanno detto qualcosa? No, Quando gli hanno... era proprio antipatico come la cacca, si dice qua da noi in Italia, hai capito? Ok. È proprio un'espressione tipica, così hai imparato anche un'espressione nostra, no? Sì, sì. Allora, soltanto che abbiamo un piccolo problema, visto che noi lavoriamo fino alle 22, io le devo fissare l'appuntamento per domani, già dalle 8. Va bene, Non dai. so se per lei è un problema, perché adesso non le posso fissare l'appuntamento. Quindi Vai parliamo tranquillo. per domani mattina. Va bene, Non mister? so se per lei è un problema. No, non è un problema. Intanto le spiego tutto ai miei colleghi, cosa è successo, cosa devono fare. Perfetto, che io voglio E solo anche di essere indietro. attenti quando parlano. Esatto. No, ma digli importante, io voglio, a parte i miei 66 euro, ma non voglio proprio aver niente a che fare con Vodafone. Non voglio neanche sbattermi, prendere, spendere 5 euro di raccomandata, andare in posta, perdere una mattinata di tempo. Ma gli blocco il read e faccio prima, capisci? Ok, una domanda, Diglielo. signore. Come numero di ricontatto posso lasciare questo da quale mi sta chiamando? Sì, quello dal quale ti sto chiamando, sì. Ok. Perfetto. Solo 3 minuti perché le devo dare la conferma, signore. Sì.
ok, le ho già fissato l'appuntamento per domani dalle 8 alle 8:30 di mattina, verrà contattato sempre sul numero da quale mi sta chiamando adesso e probabilmente domani di sicuro che con la segnalazione che ho aperto io troverà una soluzione o almeno una spiegazione per la procedura del riaccredito dei soldi. Perfetto, sei stato molto gentile e molto bravo, sai. Grazie mille. Mentre l'altro è stato antipatico come la cacca. Ok? Io ho scritto tutto, anche questa parte. Quindi, Esatto, è importante, sì, che è antipatico come la cacca, proprio testuali parole, hai capito? La capisco. Ok. Io spero sempre di trovare già da domani da mattinata una soluzione con i miei colleghi del reparto amministrativo per quanto riguarda il rimborso di questa scheda dati abbonamento. Perfetto, ottimo. Grazie mille. Buona serata, mister. Ciao. Buonasera, arrivederci, salve. Bravo questo. Comunque domani in ogni caso sento la banca, blocco il RID e chiedo un attimo se il fatto di bloccare il RID comporta anche l'impossibilità da parte mia di ricevere il bonifico. Non credo, però sai, si sa mai, meglio chiedere. Boh, quindi casomai al prossimo aggiornamento dai di Vodafone così li abbiamo tutti. Però no, se chiamano loro, io domani mattina sono impegnato, quindi non so se riesco a avere la GoPro. Cioè rispondergli anche sì, però avere la GoPro che riprende quello non lo so. Vabbè, casomai ti racconto, dai. Ciao, alla prossima!